Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, audio video giornale della sera con le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Continuano le ricerche dell'uomo scomparso da ieri in quel di Amaro, il 48enne che era uscito di casa per una passeggiata e non ha fatto più rientro nella propria abitazione. Come già detto è stata la moglie ad allertare i soccorsi. È stato allestito il campo base, come documenta la telefoto, i vigili del fuoco sono impegnati col personale speleo alpino fluviale, il TAS, la topografia applicata al soccorso, squadre ordinarie della sede centrale di Udine e del distaccamento di Tolmezzo, l'unità del comando locale, furgone che funge da coordinamento in loco delle operazioni. In ausilio al personale dei vigili del fuoco di Udine hanno operato anche 2 unità cinofile dei comandi di Gorizia e Belluno, oltre all'elicottero Drago del nucleo volo di Venezia. Chiaramente col calare delle tenebre le ricerche sono momentaneamente sospese e riprenderanno comunque domani mattina alle prime luci dell'alba. Andiamo a fare i calcoli per quanto riguarda il Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, perché sono 5.702 tamponi molecolari, sono stati rilevati 175 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,07%. Sono inoltre 2.338 i 2.380, scusate, i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 85 casi. I decessi sono 10. Scendono i ricoveri nelle terapie intensive a 60, anche quelli in altri reparti 396. I decessi complessivamente ammontano a 2.715. I totalmente guariti sono 58.430, i clinicamente guariti 1.832, calano le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.015. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate 72.448, tra questi 857 da fuori regione. Cambiamo argomento e ci trasferiamo in quel di Roma, perché oggi c'è stato l'incontro per il quadro pandemico, il piano vaccini, gli accordi finanziari, le questioni che legano l'azione della commissione paritetica alla scuola, alle province e ai lavori pubblici. Sono stati questi gli argomenti che hanno trattato la ministra per gli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini, e il presidente della regione del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso di un incontro tenutosi nel pomeriggio nella capitale. In particolare, per quanto riguarda gli accordi finanziari, Fedriga e Gelmini hanno rilevato l'urgenza di ripartire in modo rapido e deciso. E adesso un servizio e poi torniamo in studio. Vice Governatore Riccardi, oggi a Basovizza abbiamo visitato il laboratorio di genomica con un data center molto importante per la lotta al Covid. Sono gli strumenti che hanno consentito la possibilità di sequenziare il virus e di conseguenza anche individuare le ultime varianti inglesi che abbiamo inviato all'Istituto Superiore di Sanità, quindi sicuramente un patrimonio di conoscenze, di competenze e anche di strumenti importanti ai quali la Regione in maniera lungimirante negli anni ha investito. E non ha investito adesso, ha investito da molti anni, e questo dimostra che anche nell'attività di ricerca non bisogna mai avere paura di investire, perché questo poi consente di governare al meglio purtroppo fatti come quelli che stiamo vivendo. La capacità del governo di un sistema di questo genere è riuscire a capire quello che può, ipotizzare quello che può accadere in futuro, mai fermarsi rispetto alla pur evidente complessità che stiamo gestendo, con
all'ordine del giorno come priorità ovviamente l'accelerazione della campagna vaccinale, sperando di avere a disposizione naturalmente sempre maggiori dosi per poter procedere in un lavoro importante che anche in Friuli Venezia Giulia si sta facendo. Le persone hanno capito, i cittadini hanno capito e si stanno rivolgendo alle strutture pubbliche con grandi numeri e noi stiamo cercando di dare quella risposta affrontando un fenomeno che il Paese non conosceva in termini di dimensione e di capacità di vaccinazione. Quindi è uno sforzo che l'intero sistema Paese e le regioni stanno facendo, devo dire, con grande impegno e grande generosità. Io non posso non cogliere questa vostra occasione anche per ringraziare non solo i cittadini che ovviamente hanno aderito a queste campagne, ma anche tutti i professionisti del sistema di salute che, ricordo, sono sul fronte da un anno. Quindi affrontare queste cose, avendo anche un anno alle spalle di queste fatiche, è estremamente importante e abbiamo dimostrato di avere un sistema solido, qualificato e anche molto generoso e pronto ad affrontare fenomeni complessi come quelli che stiamo vivendo. Assessore Rosolén, la visita al laboratorio di Area Science Park dedicato alla genomica e al sequenziamento del virus Covid-19 dimostra che è molto forte la ricaduta della ricerca sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Credo ci siano due dati importanti da sottolineare. Il primo è l'investimento che è stato fatto in tempi non sospetti rispetto a uno di quelli che sono gli aspetti fondamentali del futuro, che è appunto il sequenziamento dei genomi. E il secondo dato fondamentale per quanto mi riguarda è l'aver costruito il data center per poter elaborare i dati, analizzarli e renderli fruibili. È la ricaduta normale e utile della ricerca rispetto a tutte le sfide che avremo davanti. Ci hanno detto dell'interesse non solo di altre regioni ma di altri stati rispetto all'utilizzo di questi macchinari. La cosa che per me è fondamentale è che questi macchinari sono utili alla società. Torniamo in studio, diamo ancora una notizia, restando in tema, perché i posti a rischio in Friuli Venezia Giulia, difficile dare i numeri, soprattutto di fronte all'incertezza dell'evoluzione degli scenari sanitari. Se però la situazione restasse quella attuale, con le restrizioni in turismo, spettacolo, vaste aree del commercio e servizio all'impresa, i contraccolpi rischiano di essere pesantissimi, non meno di 15.000 lavoratori a rischio. Lo sostiene il segretario regionale della CGIL, William Pezzetta, anche sul possibile aggravarsi della pandemia, il record a fine 2020 nel ricorso agli ammortizzatori, con 94 milioni di ore tra cassa integrazione straordinaria in deroga e fondi di solidarietà, senza contare gli ammortizzatori artigiani gestiti dall'Ebiart, che ad agosto interessavano oltre 30.000 lavoratori con quasi 20 milioni di ulteriori ore autorizzate. E con questo è tutto, vediamo la buonanotte e l'appuntamento come sempre nella tarda mattinata con la prima edizione di Linea Diretta infofriulitv.net. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.
Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.